Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, la cui possibile candidatura è stata annunciata ai microfoni della trasmissione di Antena 3 20 e 10 dal sindaco Giordani, potrebbe essere quella giusta. È emerso durante un incontro nella sede della Federazione Metropolitana del PD a Mestre, dove sono stati affrontati molti temi, in primis le azioni da intraprendere per la salvaguardia di Venezia. Lorenzoni è un'ottima persona, sulla quale esprimo un giudizio assolutamente positivo, espressione di un mondo civico che in Veneto rappresenta, a partire dalla città di Padova, qualcosa di importante. Forse in questo momento è ancora presto per parlare di candidature, stiamo mettendo insieme un progetto per il Veneto alternativo a Zaia. Dovremmo costruire un'intesa tra le forze politiche e civiche che ci stanno e a quel punto anche individuare un nome. Io sono convinto che anche in Veneto sia possibile affrontare questa sfida con positività. Sappiamo che in Veneto è difficile, partiamo svantaggiati, questo è molto chiaro, ma proprio per questo dobbiamo essere coraggiosi nelle scelte, soprattutto nei programmi. Noi dobbiamo dire cosa vogliamo per il Veneto, un Veneto che non è guidato, perché il problema vero di questa regione, grande capacità comunicativa, grande appeal del Presidente, ma poche politiche che affrontino quello che sono le sfide future del Veneto, che sono un importantissimo territorio che oggi è retto soprattutto per la capacità degli imprenditori e dei lavoratori, ma che non ha una guida politica. L'incontro è stata anche l'occasione per affrontare il tema che riguarda l'editoria e il giornalismo, che sta vivendo un momento complesso. Abbiamo previsto di evitare dei tagli che erano stati dal precedente governo progettati e stiamo lavorando ad una legge che chiameremo Editoria 5.0, che permetterà di sostenere i giornali, la produzione cartacea, ma anche di offrire strumenti al passo con i tempi rispetto alla rivoluzione digitale. Naturalmente vogliamo fare questo con un'attenzione particolare ai giovani. C'è troppa precarietà nel mondo, nelle redazioni giornalistiche.